il famoso posto sicuro, no? Sono in un ufficio pubblico, nessuno mi può mandare via e questo ormai non vale più. Dipendenti provinciali offresi, in epoca di riordino della macchina statale o, a seconda dei punti di vista, di tagli e smantellamento di enti pubblici, può capitare anche questo. A dichiarare gli esuberi non è un'azienda privata in crisi, ma la provincia di Vicenza. Su 360 dipendenti, più della metà sono di troppo. I comuni che avessero bisogno di dipendenti, tra l'altro anche alcuni con grandi professionalità, possono pescare dalla provincia e andare anche in deroga, diciamo, ai limiti di spesa per il personale, ma anche per le agenzie periferiche, gli uffici periferici dello Stato e della Regione. Una migrazione da completarsi entro il 31 dicembre del 2016, data fino alla quale la provincia continuerà ad erogare gli stipendi e per la quale sono già arrivate offerte da alcuni comuni che hanno addirittura segnalato il nominativo da assumere. Ma intanto la provincia di Vicenza si trova a fronteggiare un nuovo arrivo di profughi. È un metodo per il quale giungono questi disperati, spesso poi scappano e vanno ad alimentare, ad ingrossare il popolo dei clandestini. Non ci sono tra l'altro solo i profughi a vivacizzare una città che si trova a dover fronteggiare altre emergenze sociali. Clamorosa oggi la protesta del campo nomadi di Via Cricoli, con donne e bambini incatenati al cancello della centralina elettrica per impedire ai tecnici di staccare le utenze elettriche.